Bentrovati! Oggi, con Vanti, andiamo sul Monte Baldo per vedere una chiesetta molto particolare, costruita nella roccia, a strapiombo sulla Val d'Adige. È possibile raggiungerla a piedi da 2 vie, o in discesa dalla località Spiazzi, o con una salita di 600 metri di dislivello, seguendo il sentiero del Club Alpino Italiano numero 73, Sentiero della Speranza, di 2,5 km. Noi l'abbiamo raggiunta a piedi, dal piazzale Giovanni Paolo II, di Spiazzi, percorrendo in discesa, la strada asfaltata dove è possibile ammirare la Via Crucis dell'architetto Raffaele Bonente. La stradina si snoda nel bosco, ed un timido sole invernale ci accompagna lungo il tragitto. Ogni stazione è un'emozione. Via a via si susseguono le stazioni della Via Crucis. E finalmente, dopo l'ennesimo tornante, ecco sbucare lì in fondo il santuario, illuminato dai raggi del sole. Una targa ricorda inoltre che questo luogo, così abbarbicato sulla roccia, fece da rifugio alla popolazione di Spiazzi, durante le rappresaglie dell'aprile del 1945 da parte del nemico in ritirata. Qualche passo ancora. E finalmente arriviamo. Le origini di questo luogo risalgono a 1000 anni fa. Documenti medioevali attestano infatti che originariamente vi fosse un sito di eremiti legati all'abbazia di San Zeno di Verona. Nel 1434 passò all'Ordine dei Cavalieri di Malta, che lo gestirono e lo fecero diventare un santuario meta di molti pellegrini. Questo fino allo scioglimento dell'ordine con provvedimento napoleonico del 1806. Con gli anni a seguire la chiesa fu ulteriormente ampliata e abbellita.
Nella parete destra sono ancora conservate 167 tavolette di ex voto, la più antica di esse risale al 1547. E per il ritorno? La storica scalinata. A presto!